Sono ragazzi molto giovani che dicono: ma io piuttosto che venire a lavorare per uno stipendio ordinario sto in NASPI oppure percepisco il reddito di cittadinanza e quindi chi me lo fa fare, domandando così per eventualmente venire a lavorare cifre spropositate, 2000, 2200, 2400 euro al mese, che per qualsiasi imprenditore dopo una ripartenza come quella che c'è stata è assolutamente impensabile da poter dare. È una fotografia impietosa quella scattata da questo albergatore di Mogliano, titolare di una struttura a 4 stelle con 40 stanze. Anche lui, come tanti colleghi, sta registrando un fenomeno preciso: la fuga soprattutto delle nuove generazioni dai lavori tradizionali e relativi stipendi. Stiamo parlando sì di stipendi che si aggirano intorno ai 1200, 1300, 1400, 1500 per un lavoro ordinario, insomma, come cameriere ai piani oppure receptionist oppure cameriere di sala. Preferiscono, a detta loro, stare a casa e percepirne 700-800 piuttosto che venire a lavorare e avere un impegno. Succede anche questo. Succede anche questo, purtroppo. Sì, è all'ordine del giorno. A pesare in molte strutture ricettive che ruotano su Venezia e aeroporti è paradossalmente la concorrenza della città lagunare, dove le proposte sono economicamente più allettanti, seppure stagionali, una guerra che rischia di diventare tra poveri. Venezia Centro qui per l'Interland nostro è veramente un problema, nel senso che le tariffe là sono chiaramente molto più alte e tuttavia secondo me anche loro stanno risentendo di questa problematica. 2 anni di pandemia poi hanno convinto tanti lavoratori rimasti senza prospettive a cambiare settore, una perdita di competenze che oggi con gli alberghi che tornano a riempirsi si sente. Taglio del cuneo fiscale e ammortizzatori sociali di nuovo conio potrebbero essere una soluzione. Il lavoro c'è, grazie a Dio, ce n'è tanto, si sta riaprendo bene, la gente ha voglia di stare insieme, ha voglia di muoversi, ha voglia di rivivere quello che viveva prima della pandemia, tuttavia adesso sta a noi rimboccarci le maniche e cercare di professionalizzare un settore che purtroppo è in decadimento.